Parliamo adesso delle prime esperienze amorose, naturalmente vista dalla parte dei genitori. Capita spesso che i genitori commettano qualche errore quando il figlio o la figlia si comportano in modo da far sospettare la nascita del cosiddetto grande amore. Capita che il padre non veda di buon occhio il primo flirt della figlia, proprio come la madre che entra in crisi immaginando il distacco del suo ragazzo. Il primo errore è il seguente: pensare che si tratti di tragedie e che i figli innamorati finiranno per dimenticare la famiglia e i genitori. Ma l'esperienza dimostra che si tratta più spesso di innocenti commedie e che le tracce lasciate dai primi innamoramenti non pesano affatto sull'amore filiale. Sono esperienze superficiali, vengono e passano come il vento di primavera e quindi non è il caso di perdere il sonno quando apprendiamo che i nostri figli diventano sensibili al fascino femminile e che le figlie tornano da scuola accompagnate dal bello. Ma un errore altrettanto grave sarebbe quello di volgere in ridicolo la prima esperienza amorosa dei giovani. Non si dimentichi che si tratta di un'esperienza psicologica che, forse per la prima volta, non matura nell'ambiente della famiglia. Il giovane scopre di colpo che, oltre agli affetti vissuti in famiglia, ne esistono altri che hanno un richiamo tutto particolare. In altre parole, la persona estranea diventa di colpo l'eroe o la eroina. E figuratevi se questa scoperta non implichi il rischio di un piccolo trauma che gli innamorati devono in qualche modo superare e neutralizzare. È quindi saggio da parte dei genitori non fare dell'ironia e soprattutto non dichiarare che si tratta di innamoramenti infantili. Se un genitore adotta questa tattica sbagliata, il risultato è scontato. Il ragazzo e la ragazza si convincono di essere trattati come bambini e cercano con maggiore accanimento l'eroina o l'eroe che giudicano l'incontro come una faccenda estremamente seria. Diremmo di più. Più i genitori banalizzano l'incontro e più potente diventa il fascino della persona amata. Il che significa, se il giovane innamorato si allontana dai genitori, è perché sono questi genitori che hanno allontanato il giovane con la strategia dell'ironia o della critica spietata. Se i genitori si considerano bambini, pensano i nostri protagonisti, perché non appoggiarci a chi ci prende sul serio? Il discorso è serio e non sarebbe difficile analizzare i motivi che nel mondo d'oggi dividono i figli dai genitori. Possiamo essere certi che l'innamoramento, i primi flirts e i primi sogni erotici rappresentano appunto il pomo della discordia. Assistiamo alle prime bugie. Sono le ragazze che nascondono alla madre anche gli incontri più innocenti e purtroppo anche i primi scoppi di intolleranza. I giovani considerano come illecito l'intervento dei genitori nelle loro faccende private. E da questo momento l'abisso fra figli e genitori comincia a diventare sempre più inquietante. Che cosa si può fare per evitare i piccoli e i grandi drammi? Prima di tutto ricordare con grande chiarezza che in questi momenti di crisi psichica il giovane corre davvero il rischio di allontanarsi dai genitori. È il momento quando egli scopre di avere finalmente un suo mondo privato, che è bene tenere lontano dagli sguardi indiscreti. Ecco perché i genitori non dovrebbero sciupare questa occasione per essere ancora più vicini ai figli, sollecitare gentilmente la loro confidenza, saper ascoltare e consigliare, rifiutare l'arma della ironia. È l'unico modo per potenziare il vincolo degli affetti e sarebbe peccato imboccare una strada falsa.